I locali di 4 agenzie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo in un'operazione contro il gioco illegale e le scommesse clandestine online, assieme a 29 postazioni telematiche, 12 videogame, 116 monitor e apparecchiature informatiche per 200.000 euro. Le postazioni collegate ai siti stranieri, starvenus.com, bet7star.com ed altri ancora, erano distribuite in 3 degli esercizi sottoposti a sequestro, che operavano senza l'autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ai gestori, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, sono state intanto applicate sanzioni amministrative per complessivi 48.000 euro. Ritrovate ricevute di giocate sui siti non autorizzati, ora all'esame dei finanzieri, per quantificare le imposte evase. In una delle 3 sale è stata anche riscontrata la manomissione del contatore Enel, che segnava solo il 36% circa dei consumi reali. La quarta agenzia sequestrata era gestita da una società italiana che fa capo a un soggetto liberiano e con sede in un immobile di 2 piani nel centro della città, al cui interno erano attive 10 postazioni telematiche con oltre 116 monitor, 7 televisori, numerose stampanti e apparecchiature utilizzate per la raccolta delle scommesse. Il materiale del valore di 200.000 euro è stato sequestrato assieme all'edificio. Anche in questo caso il gestore è stato denunciato alla procura.